Presidenziali in Francia. Hollande e Sarkozy allo ballottaggio. Formula 1. Scontri in Bahrain per i 3 giorni di Larraggia. Nudo aereo civile contro le torri Jemmoli. Lo dice la Boeing. Meggiugori. La veggente Maria in Sicilia inchi gli stati. Benedica a tutti. Si tenne in Francia il 22 aprile il primo turno elettorale delle presidenziali francesi. L'attuale presidente Nicolas Sarkozy, con deludenti 27% dei voti, fu sconfitto dallo principale rivale François Hollande, che ottenne il 28% dei consensi. Dunque Sarkozy perdì 5 punti rispetto al 2007, ma lo vero vincitore di questo primo turno è lo Fronte Nazionale di Marine Le Pen. L'estrema destra francese ottenne infatti che ossedi il 18% dei voti. Ora l'attenzione si sposta alle alleanze in vista dello ballottaggio dello 6 di maggio. Bahrain. In occasione del Gran Premio di Formula 1, un gruppo di oppositori sciiti contrari alla monarchia in Bahrain approfittarono dell'evento sportivo per proclamare le 3 giorni di Larraggia e denunziare così le violazioni dei diritti umani in tutto il regno. Ci fu un morto alla vigilia dell'UGP, il 21 aprile. Salah Abbas Habib, 30 anni, ha trovato un capo di tetto di un palazzo dopo che Iddo e l'auto manifestanti furono pigliati allineati dalla polizia durante la repressione di un ribellamento nel villaggio di Shakoura. Gli scontri durarono per tutto il tempo del Gran Premio. Lo giorno 21 aprile, lo sito Informare per Resistere pubblicava su internet un articolo dove si vedono i video con le interviste ai piloti esperti e allo responsabile della Boeing Corporation Leslie Hazard, che spiegano tecnicamente che le due Boeing 757 non potevano viaggiare alla velocità che si vede nelle famose immagini che dell'11 di settembre del 2001 fanno lo giro di tutto il mondo, perché l'attrito con l'aria allo livello dello mare avesse spezzato l'ale. Se questa è la verità, perché gli Stati Uniti non fanno un nuovo processo? Canciare l'articolo 18 non serve a niente, non è questo che ferma gli investimenti. Lo disse un travagliatore mentre parlava al ministro dello Travaglio Elsa Fornero all'assemblea di Lalenia. Lo passato lunedì avevano invitato al ministro per parlare della riforma dello Travaglio. Tali cancelli di travagliatura appezzaro 2 cartelli. Fornero la riforma non stava a spiegare, stava a canciare. E ne facesse la cortesia, pigliasse ripetizione sopra lo Travaglio. Qualcuna di queste critiche parsi ingiusta, considerando che tante di queste norme che si vogliono mettere non sono altro che al recepimento delle indicazioni della Commissione europea, organo sovranazionale non eletto dai cittadini a cui gli stati dettero il compito di fare le leggi. Lo 20 aprile a Catania, lo 21 a Palermo e domenica 22 a Trapani. Queste furono le 3 giornate della veggente di Meggiugori, Maria Pavlovic in Sicilia. Vediamo lo servizio. Il 24 di giugno del 1981 ci fu la prima apparizione e lui torna appresso da bella signora ci parlò per la prima volta. Iddi erano 6 picciuttetti di un paesetto sperduto di la ex Jugoslavia. Maria, Ivan e Visca di Tannu continuano ad avere apparizioni della Vergine ogni giorno. Miriam, Ivanka e Jacob riceverono già tutte decidi segreti e oramai videro la Madonna solo in certe occasioni speciali. Lo fenomeno di Meggiugori sabato 20 arrivò a Palermo con la presenza della veggente Maria Pavlovic Lunetti. 30.000 cristiani inchero lo stadio Barbera per ascoltare la sua testimonianza, per recitare il rosario e partecipare alla Santa Missa. Si vivero momenti di grandi emozioni quando Maria interrompì di corpo la preghiera perché ci apparse la Madonna. Tutte le prove scientifiche fatte sopra le veggenti dicono che esse non imbrogliano, ma non possono dire che realmente ci appare. La Chiesa Cattolica non può pronunciare sino a che il fenomeno non finisce. Talmente ci permette il pellegrinaggio a Medjugorje che diventa un luogo di numerose conversioni. Gli 10 segreti si riferiscono quasi tutti a eventi negativi come terremoti eccetera e secondo lo volere della Madonna 10 giorni prima che succedono Miriam l'aveva a rivelare a un parrino e insieme l'hanno a priare e diunare per 7 giorni. Lo parrino 3 giorni prima che succede l'evento l'aveva a comunicare a tutto il mondo. Solo lo tempo ne può dire se Medjugorje è per davvero opera divina. Domenica 22 aprile nella zona di Passio di Valdesimo Unneddo ci fu la presentazione pubblica del Comitato Cittadino di Palermo, che, come si afferma nel comunicato, è un comitato formato di cittadini che vogliono dare il proprio contributo per arrivare a soluzioni sostenibili e che vuole implicare tutta la popolazione per pretendere che duca per legge ne rispetta del diritto.
Alla presentazione c'era magari Mariano Ferro, capo delle Forcuna, che lo giorno appresso insieme a una trentina di persone dettero fuoco alle proprie partite IVA davanti alla Camera di Commercio di Palermo. Bendica a tutti. Palloni. Dalla Serie A, lu martiri 25, lu Catania perdiu a Trieste con lu Cagliari per 3-0. Lu Mercuri, un Palermo sfortunato, perdiu in casa contro lu Parma per 1-2. Dalla Lega Pro, magari lu Trapani, che negli ultimi giornati si fece rimontare in a pochi di punti, perdiu per 3-0 a Latina, e dalla classificazione ha vissuto 2 punti che assai di lu Spezia, 4 di lu Lanciano e 6 di lu Siracusa, che vinciu per 3-0 contro lu Prato. Palloni a 5. Si concluiu sabato 21 la stagione regolare della Serie A. L'unica siciliana, l'Augusta, terminò ultima con solo 6 punti e dopo 19 campionati scende di categoria. Ciclismo. Domenica 22 aprile, lo missinesi Vincenzo Nibali arrivò secondo alla classifica Liegi-Baston-Liegi, superato all'ultimo chilometro di Luka Zaku Iglinski. Rugby. Dall'ultima giornata di l'eccellenza, sabato lo San Gregorio Catania perdiu per 7-21 con lo Mugliano e aggirau alla Serie A. I catanesi avviano a vincere segnando 4 metri per salvarisi. Pallacanestro. Dalla Lega 2, domenica lo Barcellona tornava a vincere, con un risultato di 71-82 a Veroli. A 2 giornate della conclusione della stagione regolare, i giallorossi sono sicuri di giocare i play-off. Mercoledì 25, l'Alcamo ottenne la salvezza dalla 1 femminili, vincendo per 70-71 la gara 3 della finale a Cagliari. Formula 1. Domenica si tiene il Gran Premio di Bahrain. Vinciu lo tedesco della Red Bull, Sebastian Vettel, che precediu ali Lotus di Raikkonen e Grosjean. Vettel è il nuovo capo delle classificazioni. Pallavolo. Nella finale unica di lo campionato, giocata allo Forum di Assago, Macerata sconfiggiu 100 con una grande rimonta, passando di lo 0-2 allo 3-2, per i marchigiani e lo secondo scudetto. Di lu primo allo 27 di maio si tiene l'anciurata di via Nicolaci a Notu. Lasciata lunga 122 metri e larga 7 metri circa, viene inciurata in tutta la sua lunghezza e larghezza. Cortigli, chiosci e sciate sono abbelluti con quadri preparati con creatività e capacità delle masce e presentano ogni anno motivi diversi, religiosi, mitologici e di cultura popolare. L'evento è considerato uno degli più belli di tutta l'isola e attrae a migliaia di visitatori italiani e forasteri. Varie le iniziative collaterali come mostre, esposizioni, itinerari nello centro storico e nello territorio, musei e chiese aperti. L'UFAI organizza per il 1 di maio, allo giardino della Colimbegia, alla Valle dei Templi di Girgenti, una scampagnata per fare scoprire la bellezza dello giardino e dello sito archeologico. È prevista una visita guidata allo parco di Valle dei Templi, un'esposizione di arte contemporanea dello scultore polacco Igor Mitorai, ma magari l'aperitivo è un pranzo rustico allienati della musica popolare ed etnica. Lo 1 di maio a Sineddo, in occasione della festa dello Santissimo Crocifisso di Santa Maria, si tiene la sagra della frittedda. Lo gustoso piatto, fatto con favi, piselli virdi, cacocciolo e finocchietto rizzo, viene cucinato in tale quadari e servuto insieme al vino locale ai cristiani che partecipano alla sagra. Durante la giornata firriano per lo paese, la banda musicale locale suona e canta la frottola, antichi inni in lode e onori dei santi e dello Santissimo Sacramento. Questo è tutto per questa settimana. Mi vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.